Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Tredici persone sono state denunciate nell'ambito di un'operazione della Polizia Postale di Trieste e Udine volta al contrasto della pedopornografia online. Gli indagati acquistavano il materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori anche più piccoli di 13 anni. L'accusa per loro è di divulgazione, cessione e detenzione di immagini, video e foto pedopornografiche. Gli agenti hanno scoperto che lo scambio del materiale avveniva su numerose chat riconducibili agli indagati. Inoltre hanno scoperto tabelle che stabilivano il pagamento digitale e il trasferimento di denaro. Il materiale informatico monitorato dagli investigatori, anche alcuni forum di discussione su Bibbia 3.0, in cui venivano mostrati dei cataloghi di immagini e video pornografici e pedopornografici in cui i frequentatori, dietro il pagamento, richiedevano il download. La lunga e minuziosa indagine ha consentito di dare un nome al nickname utilizzati in rete dai pedofili, portandoli fuori dall'anonimato. L'indagine è stata coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online, del Servizio Postale e delle Comunicazioni di Roma e del Tribunale di Trieste, che ha disposto 11 perquisizioni in 6 regioni italiane. Le perquisizioni sono state eseguite in Campania, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte e Veneto ed hanno portato al sequestro di telefonini, tablet, hard disk, pendrive, computer e account di e-mail. Gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Porto Nogaro hanno effettuato una serie di controlli lungo la filiera del pesce per verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del prodotto ittico, a salvaguardia della salute e della sicurezza alimentare. Sono stati trovati fuori norma 2 ristoranti ubicati nel Medio Friuli, il cui pesce, conservato nelle celle frigo, è risultato senza documentazione che consiste di tracciare la provenienza. Il prodotto è stato sequestrato. In un altro locale, sempre nella zona, è stato rilevato il mancato rispetto del manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare. La Guardia Costiera ha comminato 3 multe per un importo complessivo di 5.000 euro, mentre sono stati sequestrati 30 kg di pescato. La stessa ricorda di verificare sempre l'etichettatura del pesce, obbligatoria, che permette all'acquirente di conoscere tutte le informazioni sul prodotto, se è fresco o congelato, da quale zona proviene e il metodo di cattura, diffidando da ogni altra forma di vendita che potrebbe essere dannosa per il consumo. Per ottimizzare i processi di gestione degli screening per Covid e di comunicazione ai cittadini, è al via in Regione il servizio di trasmissione degli esiti negativi dei tamponi tramite il sistema telefonico mobile o fisso. È previsto che ogni giorno vengano inviati a tutte le persone con esito negativo del tampone o un SMS, se è confermata la validità di un numero di telefono cellulare, o una chiamata automatica sul telefono fisso. In quest'ultimo caso, se non ci dovesse essere una risposta, sono previste fino a 3 chiamate in orari diversi e in giornate diverse provenienti dal numero telefonico 040 06 47 840. Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana ed è stato realizzato su richiesta delle aziende sanitarie con il mandato della Regione, il coordinamento dell'azienda regionale di coordinamento della salute e con l'attività tecnica di Insieli di Televita. La prima ad attivare il servizio di comunicazione telefonica automatica è l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.
Ad oggi inizia la fase di test del sistema con la spedizione dei messaggi ai cittadini che hanno effettuato il tampone presso le sedi del Dipartimento di Prevenzione di Udine, che si sono però risultati, come detto, negativi. Oltre alla comunicazione telefonica, i referti sono disponibili nel fascicolo sanitario elettronico all'interno della piattaforma Sesamo e sono visibili anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, se autorizzati alla visione da parte di ogni assistito. Entro una settimana il servizio di comunicazione telefonica sarà attivato da tutte le aziende sanitarie della regione. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, Food, Wine, Music e sei in pole position.